La firma apposta ieri nel corso di un incontro in provincia sull'accordo quadro relativo al piano di rilancio del Nuorese da parte di Regione e Partenariato Istituzionale Economico e Sociale è una vittoria del territorio. Questo è il commento di Roberto Borgnoli, presidente della Confindustria della Sardegna Centrale, che sottolinea come sussistano 5 buone ragioni per essere soddisfatti di quanto accaduto ieri. Finalmente è stato sottoscritto un piano da noi fortemente voluto e sollecitato, scrive il massimo dirigente della Confindustria. Era presente il presidente Pigliaru, che così ha mostrato attenzione verso il territorio. La Regione inoltre ha di fatto riconosciuto la terribile crisi che colpisce il Nuorese e per questo ha stanziato risorse straordinarie. Potranno essere finanziati importanti progetti e infrastrutture relative al marmo di Orosei, alle reti agroalimentari, alla banda larga, allo svincolo di Prato Sardo, al porto di La Caleta, al parco di Tepilora, al distretto culturale e all'università. Il presidente Pigliaro ha anche annunciato interventi concreti per le aree interne. Questa apertura, scrive Borgnoli, è importantissima, si tratta di una svolta ed è perfettamente in linea con quanto Confindustria da anni sostiene a tutti i livelli e in tutte le sedi. Borgnoli ha segnalato in un documento inviato al presidente Pigliaru una serie di criticità che devono essere risolte per non compromettere la realizzazione dell'intero piano. L'accordo stanzia solo 55 milioni di euro di nuove risorse che non sono sufficienti a invertire la rotta e rilanciare l'economia dell'intero territorio. Occorre pertanto reperire nuovi fondi. Ci sono voluti 18 mesi per firmare il piano, c'è un disperato bisogno di rilancio e le risorse devono arrivare subito. Bisogna ripristinare la premialità per i soggetti proponenti i progetti, inizialmente prevista e poi scomparsa. Il gruppo di valutazione, secondo Confindustria, ha poteri assolutamente eccessivi, esautorando di fatto il territorio che invece ha già selezionato le varie iniziative e attribuendo i punteggi. Infine l'accordo non contiene misure sulla fiscalità di vantaggio indicata come priorità da 11 associazioni di categoria del territorio, ma si limita a istituire un osservatorio solo per approfondire il tema.